Mentre le procure di Venezia e Treviso stanno esaminando il caso di Victor Sanders, per il giocatore della Reyer la società sta valutando la rescissione del contratto. Il filmato della bravata notturna in contromano per 40 km lungo la A27 sarà acquisito dalla Polizia Stradale di Vittorio Veneto. L'auto su cui viaggiava Sanders, presa a noleggio dalla società, è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre lui denunciato per guida in stato di ebbrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi al drug test. Contestate anche la guida contromano, l'eccesso di velocità, il danneggiamento del guardrail della sede stradale, oltre a non essersi fermato all'alt degli agenti della Polstrada. La sanzione per ora è di 1.000 euro, ma potrebbe arrivare fino a 13.000. Da chiarire poi anche la prima parte della notte folle vissuta da Sanders e capire cosa abbia scatenato la reazione dei due cestisti della Reyer nel locale mestrino e se ci sia stata un'aggressione. Quando da una parte Theodore si calmava, Sanders è stato bloccato invece da un carabiniere. Intanto domani il giocatore non prenderà parte alla trasferta di Reggio Emilia, dove invece ci sarà Theodore, nei confronti del quale il club veneziano non ha preso alcun provvedimento disciplinare.